No! Cos'è successo? Nello scorso episodio, dopo aver pulito bene i bordi del campo con il decespugliatore, siamo andati ad attaccare l'aratro al trattore. Prima dell'aratura, però, abbiamo sparso il letame sul terreno e abbiamo fatto rifornimento al 110. Ora siamo pronti per andare ad arare. Bene, siamo pronti a partire. Allora, freno a mano, retro, prima, alziamo l'aratro. Ok, andiamo giù per la discesa. Il padre intanto sta riempiendo ancora lo spandiletame. Adesso lo raggiungiamo e andiamo là insieme. Così mentre lui continua a spandere il letame, io aro. Ma intanto vado un po' in là io. Mi butto avanti. L'Antares. Cioè allora ho sbagliato però, alle 21:39 segna. Il padre è ancora là. Ma dovrebbe partire. Oggi c'è nuvoloso. Non so se poi venga da piovere oppure no. Domani mettono possibili piogge. Speriamo di riuscire a finire tutto quanto qua. Ok, ho raggiunto il campo. Adesso sta arrivando anche il padre là con lo spandiletame. E niente, aspetto un attimo perché il padre mi deve far vedere come si fanno i bordi del campo. Cioè il primo solco che si fa, insomma, perché quello non l'ho mai fatto io. Quindi adesso quando arriva anche lui lo facciamo e poi vado da solo. Facciamo una gara col padre. Vinto io. Il primo solco non l'ho mai fatto io. Dove si fa? In fondo? Io vedo se lei ha posto con l'aratro. Controlliamo allora. Devo La butti interna o? Dai, là la buttare. In là dove? Sta vuol dire in là. Verso il fosso. È esterna allora, basta che me lo dici. Devi girare l'aratro. Cosa metto? Normale? Terza? No, la quinta. Quinta? Una mia no? Ma mia dentro. Vai più in là, va più in là. Io calcolare che non va più con la terra nel fosso. Però anche Così va bene? no. Se stai più in là ancora la va giù. No, più in là ancora, dai. Vabbè. Avanti. Dai, lasciami che deve barco. Così? Va bene così te? Più in là, dai, drissa adesso, drissa. No, più in là, comunque, dai. Va bene lì? Dai, prova. Cammina. Lasciami che guarda un attimo, dai, te vede. Su. Ma perché scusa? Perché mi sta facendo lì, mi sento più. Non vedo mia, non mi capisco mia. Guarda te. Dopo te vede, dopo te ragge un'altra volta. Non c'è tutto in amore. Ah, che vai troppo indietro. Sì, ma me ne rimetto.
troppo alta? No, adesso va bene. Guarda che va giù. Guarda come si sporcano le ruote del trattore. Perché è fresco. E questo lo ari tutto in questo senso qua. Però scivola, lì. Ehi, fin dove vai? Dai, su adesso. Sei esagerato. Canton. Che vai giù? Ma che vai così in fondo? Buon dai. Fai te? Sì, faccio io. Vedi? Bene, adesso ragazzi porto io. Quella lì davanti è giusta, la terra è un po', mi sembra, umida, però vabbè, il padre ha deciso di ararla lo stesso e lui continuerà invece con a buttare fuori il letame. Non so cosa sta guardando là, non so se si vede dalla GoPro, ma è lì in fondo al solco che mi guarda, vuole controllare che vada bene, non ho capito. Scivola un pochettino il trattore. Ok, siamo in fondo. Ok, intanto giriamo l'aratro. Buon, retro. Troppo basso vai. Così, stando attenti al fosso, l'unica cosa è quella. Adesso in retro. Avanti. Ok. Cosa è successo? Sembra che faccia fatica, no? Non capisco. Andando in là sembra che faccia più fatica rispetto a quando torna indietro. No! Cos'è successo? Che cavolo? Ma ho perso un'ala. Guardate lì. Ma dov'era? Ah, quella sotto. Oh, stavolta io non c'entro niente,
Ah, ma perché succedono queste cose? Che cavolo. Adesso non mi risponde. Sta buttando fuori il letame. Proviamo a richiamare. Porca vacca. Ma come ha fatto a staccarsi? Come cavolo è attaccata questa? Non bene, no? Questa qua è rimasta da sola. There is a problem. Very big problem. Ma perché non mi risponde? Dopo mi dice su a me perché non rispondo mai io. Ah, vedi com'erano. Erano messe così, una davanti e una dietro. Si sono staccate. Poi hanno tirato poco le... Niente, non risponde. Che si fa? Devo caricarla e tornare a casa, mi sa. Cioè, o erano tirate poco queste qui. Non so se sono saldate. Riproviamo l'ultima volta. Ma dovrebbe accorgersi, no? Ah, forse provava lui adesso. Aspettiamo un attimo. Eccolo. Pronto? Pronto? Si è staccata un'ala di quelle piccole. Staccata, sì. E dov'è? E l'hai vista? Sì, è qua nel campo. È in fondo. Ah, va bene, dai. Ma si è staccata solo l'ala o si è sfilato? Com'è? No, in pratica il pilastro dove c'è l'ala, quella piccola. Si è rotto proprio. No, si è staccato. È sfilato giù. Sì, sfilato, sì. E quell'altra? È su. Quell'altra è su. Allora prendila su e vieni a casa che la metti su. Vabbè, ciao. Ragazzi, si torna a casa a sistemare questa ala qua. Che cavolo, appena iniziato, senza problemi. Sto sporcando anche tutte le mani perché non ho i guanti. C'è mica un qualcosa qua. Niente, non c'è. Ma che si rompe magari dove c'è la terra non senza lettame, no? Così proprio. Facciamo così. Vediamo se riesco a prenderla. Che schifo. Porca vacca. Dove la carico adesso? Sul trattore, no? Che schifo. Porca vacca. Qua casca giù secondo voi? Sì? Proviamo? No, mi sa che casca. Niente, mi tocca caricarla sul trattore proprio. E sporcare pure quello. Ah, che robe. Vabbè, succede anche queste cose qua. Ma perché? Ma perché? Ah, cioè appena iniziato, no? Non poteva succedere dopo, almeno verso sera. Facevo un po' di lavoro e dopo si sistemava. Ecco, l'unica cosa è che almeno sono riuscito a vederla e quindi l'ho presa subito. Adesso il padre mi spiegherà. Il resto lo vedrete nel prossimo episodio. Per non perderlo, se volete, iscrivetevi al canale.